Riparte il confronto sulle problematiche del territorio agrigentino tra le forze sociali in prefettura. La Galleria Santa Lucia, il Ponte Milena, la viabilità della zona Caos a Porto Empedocle, lo svincolo, zona Maddalusa, la 640 sul tratto Mosella, sono alcune delle principali problematiche affrontate sul tavolo convocato dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo con il cartello sociale. Riparte con un rinnovato slancio il confronto sulle problematiche del territorio tra le forze sociali e enti pubblici preposti alla loro soluzione, sotto l'attenta e autorevole regia del prefetto, il cui impegno lungimirante e instancabile ha dato un impulso decisivo agli annosi problemi della viabilità intorno alla nostra città. Il cartello sociale di Agrigento, formato da Gero Acquisto, Don Mario Sorci, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano, loro rappresentanti, esprime il più vivo e sincero apprezzamento per l'instancabile impegno del prefetto Caccamo nell'affrontare le gravi carenze infrastrutturali del territorio, il suo prezioso e determinato lavoro di coordinamento tra i vari enti competenti rappresenta per il cartello sociale un'azione fondamentale per affrontare un'emergenza che da troppo tempo penalizza la comunità locale. La partecipazione di numerosi attori istituzionali rappresenta sicuramente un segnale positivo, poiché indica un'attenzione congiunta verso un problema che necessita soluzioni concrete e condivise. Il coinvolgimento di tutti i livelli di responsabilità potrebbe favorire un approccio coordinato e mirato capace di superare le criticità, garantendo interventi efficaci per il miglioramento della viabilità agrigentina.